tomba di una giovane donna di 35 anni nel cimitero di Ponte nella Priola. Non si esclude la pista satanista, il feretro trasferito all'obitorio, l'indignazione in paese, un atto disumano. Il nuovo lutto che ha colpito Asolo, la morte per malore del 18enne Adela Alvarez Fernandez. Giovedì per i compagni di classe del CFP di Fonte un difficile ritorno in classe. Nuova incursione di vandali a Mignagola, luci lampeggianti rotti, dei cancelli, un'auto con una gomma tagliata, l'ennesimo appello della sindaca Ortolan che si dice stanca, in campo anche i servizi sociali. Ad Olmi ladri in azione per rubare pezzi originali d'auto, per farlo hanno disattivato i lampioni della piazzetta tra via Verona e via Padova, alle vittime rubate anche diverse biciclette. Giornata storica per Venezia, annunciata la visita in laguna il prossimo 28 di aprile di Papa Francesco, visiterà il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte e incontrerà i fedeli. Crollano le iscrizioni al prossimo anno scolastico, il Veneto perde oltre 11.000 alunni con percentuali impressionanti alle elementari e Treviso 1.000 alunni in meno alle elementari, 2.500 alla primaria. Treviso invasa da decine di migliaia di persone per la sfilata dei carri allegorici che gli spettatori di Antenna 3 hanno potuto guardare in diretta, a vincere il carro di Sant'Angelo. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal sondaggio di Ring di questa sera, incentrato tutto sulla microcriminalità, sicurezza, furti e baby gang. Più poteri ai sindaci è il quesito che vi pone il sondaggio, a cui vi chiediamo di partecipare utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Una telefonata allo 0422 16 26 691 per il sì, una allo 0422 16 26 690 invece per il no. Non è corretto che ai sindaci vengano dati più poteri. Se ne parlerà ovviamente questa sera a Ring e verrà diffuso l'esito del sondaggio. Partiamo da Ponte della Priola con la profanazione della tomba di una giovane donna di 35 anni. Ci sono delle indagini in corso, al momento non si esclude nemmeno la pista satanista. Cosa sia successo là lo può dire solamente una ricostruzione teorica o rintracciando chi ha commesso quel folle reato. Per capire cosa sia successo, la bara della giovane è stata portata all'obitorio del cimitero, dove l'autorità giudiziaria nelle prossime ore deciderà se eseguire degli accertamenti sul feretro per verificare se sia stato trafugato o meno, anche se, secondo indiscrezioni, pare non sia stato toccato. Ma sono ancora al vaglio tutte le ipotesi. Potrebbe essere fatta per qualsiasi cosa, cioè per nascondere qualcosa, perché cercavano qualcosa, perché sappiamo che ci sono 7 in giro che fanno qualsiasi cosa. Tra le piste degli inquirenti infatti il nascondiglio di sostanze stupefacenti, ma non si esclude nemmeno che la tomba della 35enne che si è tolta la vita nel 2010 sia stata presa di mira per scopi satanisti. Secondo le prime ricostruzioni, la violazione della sepoltura non sarebbe fatto recente. La tomba della donna si trova nel punto più lontano dall'entrata del cimitero, vicino alla cinta muraria che delimita l'area dai campi esterni. È lì che i carabinieri, arrivati sul posto nel pomeriggio di lunedì, dopo la segnalazione dei genitori della donna, hanno trovato una scala a castello usata probabilmente dagli autori del macabro gesto per fuggire attraverso il frutteto retrostante. A trovare l'oculo profanato una signora che ha immediatamente avvertito i genitori della ragazza, subito accorsi al cimitero. Il peso di quello che hanno visto non aiuta per andare avanti. Un grande abbraccio della collettività, oltre che mio personale, deve essere portato al papà e alla mamma. Il giorno dopo la rabbia e l'indignazione dei cittadini, tra loro anche chi è stato testimone della macabra scoperta. Siamo rimasti male perché avevamo fatto il giro attorno, no, dal cimitero. Abbiamo visto queste tombe per terra, ma pensavo sono cadute dal tempo o qualcosa. La tomba era già aperta tutto quanto, però dopo non lo so. Una cosa disumana, io dico, cioè una cosa che proprio non ci sta, non lo so neanche il perché. Sì che pongono tutti delle domande, però senti magari per televisione, ma sono arrivati anche qua. Una cosa che mi fa star male, perché anch'io ho una figlia qua sepolta. Mi fa veramente restare male queste cose. Non riesco a capire il motivo che hanno fatto una cosa del genere. Ti rammarica più che altro, perché pensi, se siamo arrivati a sto punto. Allucinante, non ho parole, sono cose che non possono esistere. Penso alla mamma, cioè,
Non capisco chi possano essere queste persone, perché sono senza dignità e senza morale. Mi sento come lo stomaco sopra, una cosa bruttissima, perché non lasciano in pace neanche i morti. C'è qualcosa che adesso viene sempre questo satanismo, può essere una cosa del genere? Non si sa, sempre punti di domanda. È tremendo perché io credo al riposo dei nostri morti qua, credo anche all'aldilà, lascia senza parole. Asolo, una comunità sotto shock per la scomparsa improvvisa a soli 18 anni di Handel Alvarez Hernandez, dopo aver detto addio a fine gennaio, lo ricorderete, al 16enne Timothy Dal Bello. I due giovanissimi, tra l'altro, frequentavano la stessa scuola. Timothy e Adele, il primo morto a 16 anni, investito mentre era in moto il 28 gennaio a Pagnano d'Asolo. Adele, 18 anni, che ieri si è accasciato sul pavimento di casa colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. La comunità di Asolo, dopo Timothy Dal Bello, piange la vita di Adele Alvarez Fernandez, giovanissimi nel pieno delle loro energie. Entrambi i ragazzi erano iscritti ai corsi della Fondazione Opera Montegrappa. Giovedì, per i compagni e amici di Adele del secondo anno del corso di operatore servizio alle vendite, tornare in classe sarà difficile. Stiamo esprimendo la nostra vicinanza anche a tutti gli allievi che si sono messi in contatto con noi e che sono ovviamente sconvolti. Al nostro rientro a scuola giovedì stiamo organizzando un momento di riflessione con i compagni di classe. Sicuramente ci sarà un mazzo di fiori in maniera simbolica sul suo banco. Un modo per essere vicini alla famiglia di Adel è quello di scrivere alcuni pensieri nel ricordo di lui con i compagni di classe in un poster che poi daremo alla famiglia. Il pensiero va a chi resta, alla famiglia di Adele, al papà che per primo ha tentato di soccorrerlo, alla mamma e ai due fratelli. A loro si stringe il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. Alla famiglia, oltre al nostro cordoglio, oltre alla nostra vicinanza, va anche tutta la disponibilità per qualsiasi necessità. Un dolore che si colora di ricordi. Timothy che amava le moto, Adele, un ragazzo solare e vivace. Un ragazzo che portava tanta allegria e felicità all'interno del gruppo classe e vorremmo ricordarlo con il sorriso sulle labbra per tutta la gioia che lui ha donato a tutti quanti noi. Torniamo a Mignago, la frazione di Carbonera, nuova incursione dei vandali, luci, lampeggianti rotti dei cancelli, un'auto con una gomma tagliata. Il sindaco Ortolan si dice stanco, l'appello è ancora alle famiglie. Pensavo si fosse spaccata solo un pezzettino, invece tutta la parte è proprio un calcio qua quando arrivi. Toglierla che se casca verso di qua Bisogna stare anche attenti. È diventata pericolosa? Sì, bisogna toglierla questa qua. O un calcio o un pugno. O un calcio o un pugno addosso a questa ringhiera, poi nella casa di fronte un altro pugno per sradicare e rompere questa luce notturna. Qui in via Carducci, nella parallela via Deledda, invece il lampeggiante di questo cancello era stato preso di mira la settimana scorsa e già sostituito dai condomini. Voi avete dovuto sistemarlo a spese vostre? Sì, per forza. Ci sono i residenti arrabbiati secondo lei? Beh, un po' sì, anche perché paghiamo tutti. Qui all'angolo con via Pinarello il lampeggiante del cancello del condominio è coperto, alzando si scopre che anche questo è stato divelto. Sono le vie che lambiscono l'oratorio vandalizzato la scorsa settimana e il parchetto qui a Mignagola. Al parcheggio un residente si è ritrovato una mattina con una gomma tagliata. Ma è un anno che va avanti così? Una volta ogni 15 giorni. Insomma, gli autori sarebbero sempre gli stessi già identificati per i danni al circolo Noi. A confermarlo è il sindaco Federica Ortolan, che già in passato per questo motivo aveva chiesto un potenziamento di controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora, per chiudere il cerchio, serve che chiunque abbia subito danni denunci. Può fare semplicemente anche una segnalazione del fatto, perché è importante mappare appunto l'attività di questi vandali, di questi ragazzi. In campo ci sono i servizi sociali e da poco è arrivato anche il padre parroco per un dialogo con le famiglie dei ragazzi. Abbiamo concordato anche delle misure di protezione per quello che è il circolo parrocchiale, perché appunto è stanco e siamo stanchi di subire
danni al patrimonio pubblico e come sicuramente sono stanchi i cittadini di vedersi al mattino qualcosa di rotto nella loro proprietà. Ma l'umore è sempre più palpabile tra i residenti che sanno i responsabili essere ragazzini del quartiere minorenni. È meglio che non mi esprima, perché se li ho io in mano non rispondo più di me, non so cosa succede. Perché non è concepibile che arrivati a 13-14 anni si riesca già a fare questi danni. Io non so quando avranno qualche anno in più. In realtà è una zona, è un bel paese, siamo tutti tranquilli. Io per esempio ho appena avuto una bimba, come si vede, e siamo contenti di crescerla qui e non riusciamo a capire quale possa essere il problema con tutte le belle cose che ci sono da fare e che offre anche il comune, tra l'altro. La rapina di Fontanellette non si esclude nessuna pista, nemmeno quella che porta ad est, e continua la caccia ai malviventi che hanno minacciato madre e figlio con una pistola. Non sarà facile per gli inquirenti risalire all'identità dei 3 delinquenti che sabato sera hanno fatto irruzione nella casa della famiglia Dalbo a Fontanellette di Fontanelle, minacciando con una pistola la signora Lenis, 65 anni, con il figlio 35enne. L'area infatti è sprovvista di telecamere, almeno nelle immediate vicinanze. Non si esclude invece che possano venire in aiuto le immagini della videosorveglianza collocata lungo le principali vie d'accesso in questo angolo della Marca Orientale, dove diversi furti si sono registrati anche nell'ultimo periodo, ma non con queste modalità. A colpire quindi potrebbe essere stata una banda arrivata da est. Lo stesso accento dei malviventi, così come riportato dalle vittime, potrebbe far propendere per questa pista, con i carabinieri che non stanno lasciando nulla di intentato. Resta una comunità preoccupata e che si interroga. Per me questo qua è uno dei primi casi che succede qua in zona. Quindi bisognerebbe a questo punto alzare il livello un po' di sicurezza, il livello di allerta. Ma comunque le forze dell'ordine passano ogni giorno qua, non è che rinforzino adesso, passano 2 o 3 volte al giorno, anche perché abbiamo la caserma qua di Fontanelle, Codogné, di Tezze, sì, abbiamo diverse caserme qua vicino. Quanto alle telecamere, assicura il sindaco, arriveranno. Insieme al comune di Porto Buffolè di Mansuè, con i quali siamo convenzionati anche per il servizio di polizia urbana, stiamo proprio vedendo in questi giorni proprio, stiamo vedendo di fare una progettualità proprio per inserire questo servizio di telecamere di sorveglianza e di lettura targhe agli ingressi del paese, proprio per avere una sicurezza in più tutti quanti come comune, come cittadini. Siamo ad Olmi, ladri in azione per rubare pezzi originali di automobili. Per farlo hanno disattivato i lampioni delle piazzette tra via Verona e via Padova. Vediamo. Dell'auto hanno lasciato gomme e motore, per il resto l'hanno letteralmente smontata, hanno preso cofano, fanali, paraurti anteriore e airbag. Era parcheggiata qui, un quartiere residenziale ad Olmi, il furto la notte tra sabato e domenica. E i vicini di casa, questi si sono accorti che i 2 lampioni sono stati spenti, quindi abbiamo preso un po' di informazioni, non è la prima volta che succede, sono state rubate anche altre macchine con lo stesso sistema. Eccoli i lampioni nel video girato proprio dal signor Vincenzo, proprietario dell'auto, la mattina stessa. La scatola svitata, i fili estratti, così da disattivare i lampioni. I ladri hanno fatto buio e colpito smontando l'auto. A questa famiglia, racconta Manola, hanno portato via anche 2 biciclette, una elettrica. Anche il signore qua ha subito dei furti nella quale sono proprio entrati in casa. C'era la signora che li ha visti. Li ha trovati in casa, si è spaventata di brutto. In questo caso, sempre spegnendo i lampioni, si sono introdotti in casa da questa finestra, l'abitazione è proprio di fronte. Il proprietario non fa parola di quell'episodio drammatico per lui, ma racconta di aver visto tutto la scorsa notte e di sapere che spesso i lampioni vengono manomessi. Ho chiamato io i carabinieri, sono venuti fuori anche i vigili. Quello del perché così i fioi che so, tutti i fili sciolti così. Per la famiglia Innocenti i danni ammontano ad almeno 15.000 euro. Il passaggio delle forze dell'ordine è costante, conferma Manola, ma per arginare questi episodi di microcriminalità dilagante servirebbero, dice, almeno le ronde. Con i soldi che hanno le forze dell'ordine non riescono a riempire tutti gli spazi. Loro passano, ma non è mai come una ronda che passa. A lei piacerebbe ci fossero le ronde? Certo, perché quanto è una macchina è un conto, però se te li trovi in casa, come è successo alla coppia di anziani qua davanti. Una truffa nel settore assicurativo. 4 uomini di Crotone sono stati denunciati dai carabinieri di Codogné per truffa. Tutti e 4 con precedenti stipulavano false assicurazioni.
4 individui residenti nella provincia di Crotone sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Codogné in seguito a un'attività investigativa che ha rivelato uno stratagemma per truffare nel settore assicurativo. I 4 soggetti, di età compresa tra i 37 e i 67 anni, tutti con precedenti, si sono spacciati per agenti di una compagnia assicurativa, traendo in inganno una donna di 55 anni residente a Codogné. La vittima aveva richiesto un preventivo online per la stipula di una polizza assicurativa. Inizialmente le è stato comunicato un premio di 367 euro che successivamente è stato arbitrariamente incrementato a 408 euro senza giustificazioni. Alla ricerca di chiarimenti, la donna ha tentato di contattare telefonicamente la compagnia, finendo però per parlare con un presunto operatore che le ha fornito un ulteriore recapito telefonico. Utilizzando il nuovo numero, la vittima ha conversato con un individuo che le ha assicurato l'invio di un nuovo preventivo al prezzo iniziale. Poco dopo ha ricevuto un messaggio sul telefono con un'immagine che mostrava la targa della sua auto e l'importo da pagare, tra questi un QR code che la donna ha utilizzato presso una cartolibreria per effettuare il pagamento. Tuttavia, la conferma della polizza non è mai arrivata. Solo in seguito, tramite una ricerca online, la donna ha scoperto di aver contattato un sito fasullo quasi uguale all'originale creato ad hoc dai truffatori. Riemersa la verità, ha contattato il reale servizio clienti della compagnia assicurativa, apprendendo di essere caduta vittima di un raggiro. L'episodio evidenzia la sempre crescente sofisticazione delle truffe online nel settore assicurativo. Le forze dell'ordine mettono in guardia i consumatori sull'importanza di verificare attentamente l'autenticità delle fonti e dei contatti utilizzati per ogni transazione finanziaria. 2 incidenti stradali oggi, il primo nel primo pomeriggio all'altezza dello svincolo con la Feltrina Pederobba, 4 le persone ferite nello scontro tra 2 auto avvenuto intorno alle 14, tutti portati dai sanitari del SUEM nel vicino ospedale di Montebelluna, nessuno si trova in gravi condizioni. Il secondo incidente è un maxi tamponamento lungo la A27, i vigili del fuoco sono intervenuti tra lo svincolo di Treviso Nord e l'allacciamento per la A28 nel territorio di Mareno di Piave. L'incidente ha coinvolto 4 auto, una bisarca, un furgone che trasportava odorizzante per il gas. Una persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi, tra cui il furgone che trasportava tetraidiotofene. Intanto il contenitore della sostanza chimica utilizzata per odorizzare il gas è rimasto appunto intatto. Il ferito di una delle auto è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasportato in pronto soccorso per accertamenti pesanti. Le ripercussioni alla viabilità. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 17:30. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. Eccoci, ben ritrovati TG Treviso, siamo al Carnevale, lunga diretta oggi di Antenna 3 e ora non possiamo non andare a Treviso dal nostro Lucio Zanatto che l'ha seguita e raccontata fin dall'inizio. Lucio, eccoti, buonasera. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, sono con i vincitori del Carnevale di quest'anno, quindi con il carro di Sant'Angelo. Vi devo dire che noi abbiamo portato fortuna perché siamo andati a vedere a suo tempo quando l'hanno preparato. Allora, con il Presidente, grande soddisfazione per questa vittoria, tra l'altro la seconda consecutiva perché voi già l'anno scorso avevate vinto. Una soddisfazione incredibile, una cosa unica veramente, non ce l'aspettavamo. Ecco, però devo dire, insomma, avete fatto una bella coreografia, siete sempre stati in tanti e tra l'altro bisogna lasciarli andare via velocemente perché voi già questa sera state per sfilare di nuovo. Sì, siamo in partenza a Roncade, alle 8 inizia la sfilata di Roncade, dunque abbiamo proprio i minuti contati. E allora l'ultima battuta la facciamo con la fata turchina. Perché avete scelto Pinocchio? Allora, per riproporre ai bambini questa favola sempre meno letta, sempre meno vista, e per credere nei sogni, credere nei desideri e con l'impegno, la dedizione, il coraggio si arriva dove si vuole. Ecco, stessa cosa che farete questa sera a Roncade, esatto. In notturna? In notturna, partiamo fra poco e finiremo alle 10, 11, non so. Comunque viva il Carnevale. E visto che è una fata turchina e alle ali, la facciamo volare via insieme a Mastro Geppetto e adesso invece vediamo il servizio, quello dedicato a Re Carnevale in apertura, quindi facciamo un salto indietro per rivedere tutto il pomeriggio con questa grande sfilata. Grazie. Grazie.
Oggi cedo il potere al Re Carnevale perché è la giornata delle maschere, dei bambini, delle famiglie, del divertimento, e anch'io voglio far parte di questa festa, e quindi tutta la responsabilità da questo momento passa al Re Carnevale. È iniziata con la consegna delle chiavi al Re Carnevale, la festa più pazza dell'anno a Treviso, con il sindaco Conte intenzionato ad abdicare per un pomeriggio. Io comunque mi vesto da sindaco oggi, mi vesto da sindaco, però la responsabilità, lo dico per i cittadini che devono lamentarsi, si devono lamentare con Re Carnevale, non col sindaco. Il passaggio delle chiavi a Re Carnevale, adesso tutti i problemi suoi. Tutti i problemi miei, solo che non ho capito una cosa, perché questa è la chiave di Porta Cavour e questa è la chiave di Porta San Tommaso, che è più grande, ma non so dove metterla, che non c'è più il portone. Esatto, c'è mezzo portone solamente. Questa naturalmente è la prima, come dire, la prima frecciatina, perché sono sempre gli stessi poi del processo alla vece, attenzione, perché siamo pronti anche per quello, ma non anticipiamo. Allora, passaggio delle chiavi a chi? Passaggio delle chiavi alla regina, perché come in tutte le buone famiglie comanda la regina. Che la festa inizi dunque tra scherzi, maschere e coriandoli. Per un giorno la città cambia espressione ed assume quella di un grande, contagioso sorriso. Eccoci qua, e siamo invece con il presidente dei Carnevali di Marca. Grande soddisfazione anche per la presenza di persone, grande fatica, però insomma devo dire meritato, come dire, successo per tutti. Allora abbiamo ricordato il carro di Sant'Angelo vincitore, diciamo così, totale, però ci sono anche altri vincitori. Sì, ci sono altri vincitori, comunque come dicevi tu prima, grande soddisfazione per noi come Associazione Carnevali di Marca per questa grandissima giornata, bellissima giornata, aiutati dal tempo. L'organizzazione è andata bene, c'è stato un grande successo di pubblico grazie appunto anche all'amministrazione comunale che ci sostiene, che ha sostenuto, e a tutti i volontari. È andato bene, è tanta gente, moltissima gente, migliaia e migliaia di persone, è stato stimato, non so se addirittura 70-80 mila sono le stime. Ecco, dicevamo, allora, ha vinto il carro di Pinocchio, ma poi l'altro carro che ha vinto, quello di Selva, perché? Quest'anno abbiamo conferito altri due premi, 2 trofei. Voglio ricordare Marco Varisco, il maestro, che ce li ha realizzati. E quindi, oltre al miglior carro, abbiamo anche pensato di conferire un altro premio alla migliore coreografia, perché insomma i carri si sfilano imponenti con le loro figure, però anche i figuranti davanti tante volte in qualche altro carro un po' minore risalta. E quindi in questo caso chi ha vinto? Ha vinto Selva, appunto, ha guidato Selva con la Merua Selvucci, no? Bellissimo, perché tra l'altro anche patriottico, diciamo. E poi c'è stato un ex equo. È vero, c'è stato anche un ex equo, perché per darlo appunto il terzo premio era il migliore gruppo mascherato a piedi, e quest'anno proprio stesso punteggio l'hanno raggiunto due gruppi. Uno è un gruppo colorato, folkloristico, animato, un gruppo domenicano. Quindi anche dall'estero? Dall'est, sono praticamente tanti domenicani di tutta la provincia, no, non solo la provincia di Treviso, ma anche dalle altre province del Veneto, che si chiama Io sono domenicano a Chiaia. E poi un altro gruppo, la ex equo, ha vinto appunto il primo premio del miglior gruppo mascherato, Energia in Movimento di Nervesa della Battaglia, un gruppo danzante. Ecco, allora proprio per questo vediamo l'altro servizio che è stato preparato dalla redazione. Martedì grasso, Treviso vive la magia del carnevale, uno dei momenti più attesi da tutti i più piccoli e non solo. Quest'anno ha vinto il primo premio Città di Treviso la Proloco Sant'Angelo con un carro su Pinocchio. Pinocchio! Bravi, complimenti ancora. Ve l'aspettavate già l'anno scorso con Re Leone? No, non ce l'aspettavamo né l'anno scorso né quest'anno, è stata una cosa incredibile, non l'avrei mai pensato. Antena 3 ha portato fortuna. Il premio per il miglior gruppo è andato a pari merito alla scuola di ballo Energia in Movimento di Nervesa con i 4 elementi e al gruppo Associazione Culturale Io Sono Domenicano a Chi con cittadini della Repubblica Dominicana. Il premio per la migliore coreografia è andato al Comitato Selva con il tema Amerigo Selvucci.
Il bel tempo ha aiutato. Nel capoluogo la sfilata dei giganti di cartapesta ha portato la folla delle grandi occasioni. Credo che avevamo davvero bisogno di una giornata come questa e il sole e il bel tempo anche ci accompagna, quindi godiamoci questa giornata in una città meravigliosa con una comunità fantastica. Gioia e felicità hanno accolto i 25 carri allegorici e gli 8 gruppi mascherati. La sfilata si è aperta con il gruppo folcloristico trevigiano che accompagnava il tradizionale Re Carnevale e la sua regina. Credo che sia importante mantenere vive queste tradizioni che sono importanti per la nostra città e se non le portano avanti i giovani vanno dimenticate. Bisogneria anche parlare in dialetto, ma in dialetto parla sempre manco. A seguire tante maggiorette, carri e allegria. Tra le transenne di sicurezza, una novità di quest'anno, la sfilata ha percorso le mura interne sino all'ingresso in Borgo Cavour. Da qui il corteo si è diretto in via Canova per andare a concludersi in piazza Duomo in un tripudio di musica e maschere, coriandoli e stelle filanti. Eccoci qua invece per concludere questo collegamento con il sindaco Mario Conte. Allora, intanto diciamo una cosa, finita la sfilata è già tutto pulito. Quante macchine? Un centinaio di persone, ringrazio Contarina che tra l'altro stanno sostituendo gli ultimi cestini, hanno pulito tutta la piazza, hanno pulito tutto il percorso, straordinario. Carnevale, grazie. Mario. Grazie. Ogni anno meglio. Ecco, abbiamo anche il siparietto, abbiamo il siparietto. Allora, detto Però questo, grande entusiasmo, guardate, la piazza e tutto il percorso è già pulito e le strade sono state riaperte pochi minuti dopo il passaggio dei carri. diamo anche la presenza, quanta gente è arrivata a Treviso oggi, più o meno a spanne? Abbiamo registrato circa 80.000 persone presenti lungo il percorso che era di 2,2 km e poi i partecipanti da casa ce li dovete dire voi. E questo lo vedremo domani perché dati Auditor Però tanti e devo dire che è una grande C'è chi dice soddisfazione. addirittura più che Venezia perché davano 70.000 per Venezia. Oh, non lo so, Venezia insomma, Venezia è Venezia. Però Treviso è Treviso. Ecco. E allora tutto il resto lo racconta più tardi a Ring con il nostro Christian Arboit, giusto? Sì, adesso mi trasferisco dalla piazza allo studio e poi continuiamo a parlare di carnevale e credo anche di molto altro. Grazie sindaco, a te Anna la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato, un saluto al sindaco e andiamo a parlare di scuola perché le iscrizioni sono chiuse, c'è stato un crollo davvero verticale, il Veneto ha perso oltre 11.000 alunni, percentuale rispettata anche per la provincia di Treviso, andiamo a vedere. L'inverno demografico messo nero su bianco in una tabella Excel. Sabato si sono chiuse le iscrizioni ed i dati provvisori diffusi oggi dall'ufficio scolastico regionale relativamente alle iscrizioni per l'anno 2024-25 sono lo specchio più evidente dei tempi. Il Veneto perde complessivamente 11.562 alunni, circa il 10% rispetto all'anno in corso. Analizzando i dati provincia per provincia emerge il crollo verticale di iscritti alle primarie nella Marca trevigiana che perde quasi 1.000 bambini, record negativo nelle secondarie di primo e secondo grado per la provincia di Verona, ma Treviso è al secondo posto con oltre 1.300 alunni in meno alle medie e 315 alle superiori. L'effetto culle vuote è ancora più evidente analizzando le variazioni percentuali complessive, dove spicca Rovigo che perde oltre il 19% di iscritti alle elementari, seguita ancora da Treviso meno 13%, ma anche alle medie i valori sono impressionanti, con Venezia e Verona che perdono quasi il 19% di ragazzi, Treviso il 16%, percentuali inferiori alle scuole superiori, record ancora a Verona con il meno 7,2%. Circa le scuole scelte dai ragazzi veneti di terza media, il 45,9% ha scelto il liceo, oltre il 39% gli istituti tecnici, il 14% le professionali. Flop del nuovo indirizzo del Made in Italy, con soli 6 iscritti in tutta la regione. Nel panorama nazionale il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di studenti iscritti ai licei e la più alta, assieme all'Emilia Romagna, di ragazzi iscritti agli istituti tecnici. Doveva essere oggi, invece è stata prorogata al 22 di febbraio la scadenza per presentare domanda per il servizio civile universale, progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni, possibilità che viene offerta ai ragazzi di mettersi a disposizione della comunità per un anno, 25 ore la settimana. Per ora nella Marca è boom di adesioni in controtendenza rispetto alle altre province del Veneto. Siamo a Venezia con le immagini, una data storica. Il prossimo 28 aprile arriverà Papa Francesco, ci racconta tutto Lorenzo Maier.
Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia, 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto. Nel maggio del 2011 la diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico presieduta dal Santo Padre e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in Laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a Roma, ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita a Limina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati, e siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. E la gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnago al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini, e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto, e lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo, e sarà un momento di riflessione e davvero importante per la nostra città. Grazie di cuore a nome di tutti. Domani è la festa degli innamorati. Per questa occasione l'Unlights di Treviso offre ai cittadini la possibilità di fare un test rapido gratuito per l'HIV. Nella Marca ci sono una trentina di nuove diagnosi all'anno, ma numerosi sono i casi di persone che non sanno di essere state contagiate e arrivano tardi alla diagnosi. Prenderci cura di noi stessi e di chi amiamo proprio nel giorno dedicato agli innamorati. Ecco che il 14 febbraio, San Valentino, l'Unlights di Treviso organizza un test day gratuito, eseguendo un test rapido salivare per l'HIV, gratuito ed anonimo. Il test è un test indolore, è anonimo e viene effettuato strofinando sulle gengive tipo un cotton fioc, una palettina, e l'esito lo abbiamo in 15 minuti. L'Unlights sarà con un gazebo in Piazza dei Signori dalle 17:30 alle 21. Possono fare il test tutti i maggiorenni ed i minorenni accompagnati dai genitori. Sulla diffusione dell'HIV, gli ultimi dati disponibili, quelli del 2022, vedono 2000 nuove diagnosi in Italia, 30 a Treviso, ma sottolineano i sanitari, ci sono molti casi sommersi, cioè persone che sono state contagiate ma non sanno di esserlo, rischiando di trasmettere a loro volta l'infezione e giungere tardivamente alla diagnosi. Esistono dei farmaci che consentono di fare una vita assolutamente normale. Se invece non ci si cura, la mortalità è piuttosto alta e ovviamente si possono contagiare anche altre persone. Siamo alla sede di Villorba di Casa Marani per la grande festa per l'ultra centenaria Ida Boiago e altre due ospiti un po' più giovani, Pierina Sordi che ha compiuto 89 anni e Settimo Voltarel che di anni ne ha compiuti 90. Nonna Ida, dopo un periodo in ospedale, eccola qui, la vedete nelle immagini, è tornata a Casa Marani, che per lei ha organizzato una festa speciale alla presenza dei figli Gianni e Lucia, nipoti e pronipoti. Ida, rimasta vedova prematuramente, si è rimboccata le maniche, ha preso il posto del marito deceduto in un incidente stradale al lavoro nella cartiera di Villorba per mantenere la sua famiglia. Grande forza e umiltà per nonna Ida, che oggi è stata festeggiata anche dall'assessore Egidio Barbon e dalla direttrice dell'istituto. La vedete nelle immagini, un grande augurio anche da parte di Antenna 3. E siamo allo sport. Dopo l'esordio a Monigo delle ragazze della franchigia del Benetton Rugby nella Casa dei Leoni, le bianco-verdi hanno sbaragliato Valencia.
Non hanno mancato l'obiettivo le ragazze della franchigia femminile del Benetton Rugby nella prima storica partita casalinga a Monigo contro le spagnole dell'Iberians Valencia, battute per 41-12. Dimostrazione che il confronto con altre atlete di caratura internazionale non ha affatto trovato impreparate le biancoverdi, anzi partite determinate nella sfida di Latin Cup, tanto da mettere a segno 4 mete nel primo quarto d'ora di gioco. Le avversarie sono sempre rimaste a distanza e il primo tempo si è concluso sul 22-12 per la franchigia Benetton, che al rientro in campo non ha abbassato la guardia. Nuovo allungo all'inizio della ripresa per le biancoverdi, mentre le rivali del Valencia nulla hanno potuto fare di fronte all'iniziativa offensiva delle padrone di casa, tanto da rimanere al palo nel secondo tempo sul fronte del punteggio. 41-12 alla fine il risultato di questo esordio a Monigo, storica casa dei Leoni. Siamo alla pagina di Belluno e provincia. C'è un'intera comunità in lutto, quella bellunese, per la morte improvvisa quanto prematura di Nevio Meneghez, attuale direttore della Cassa Edile del Centro Formazione Sicurezza di Belluno e fino allo scorso novembre storica colonna del Centro Servizi per il Volontariato per oltre un decennio. Nevio, una laurea in economia politica con grande passione per la mediazione, avrebbe compiuto 53 anni tra pochi giorni. Se n'è andato questa mattina in una stanza dell'Hospice Levette all'ospedale di Feltre, dove era ricoverato per una malattia aggressiva che non gli ha dato scampo. Unanime il cordoglio del mondo del volontariato, dell'associazionismo, delle categorie imprenditoriali e i sindacati, fino alle istituzioni. La data delle esequie non è ancora stata resa nota. Siamo a rischio idrogeologico e difesa del suolo, un anno di attività importante per il territorio fragile della provincia di Belluno, che ha bisogno di attenzione, di risorse, di autonomia. L'attacco del consigliere delegato uscente Mattia Gosetti, che dice la Del Rio debole e insufficiente per governare. Con la legge attualmente in atto noi non disponiamo sicuramente né del personale né delle risorse adeguate per poter gestire quelle che sono le tante problematiche della provincia di Belluno. Mattia Gosetti ha scelto la conferenza di fine mandato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe che nel suo caso, visto che la delega è quella della difesa del suolo, ha assunto le proporzioni di una frana. Tanta la rabbia contro la legge Del Rio che ha depotenziato le province rendendole deboli e insufficienti per governare territori strategici quale quello di Belluno. Ma fatta la tara, Palazzo Piloni nel 2023 con la sua struttura e le sue professionalità, pur con tutti i limiti del caso, ha saputo e potuto affrontare 39 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per poco più di 16 milioni di euro, in taluni casi, come per la frana di Paradisi, con tecnologie innovative. Questo proprio grazie alla dinamicità di questo ente, che ha sempre comunque messo davanti anche l'esigenza di crescere nella difesa del suolo del territorio. Tante volte le scelte sono state relativamente a opere di difesa del suolo strategiche e innovative, come gli ombrelli, come tantissime altre situazioni di tiranti che per la prima volta sono state sperimentate nel nostro territorio. Una squadra di geologi, ingegneri e personale qualificato che, oltre a dare risposte puntuali, ha saputo anche insegnare, annota il consigliere Gosetti, che questa mattina è stato affiancato dal direttore generale Artusato e dallo staff della difesa del suolo, che comprende anche la protezione civile, fiore all'occhiello nell'attività di coordinamento di interventi in emergenza in Italia e all'estero. Gosetti ha fotografato un territorio che ha numerose difficoltà. Non c'è un Vajont in ogni comune, ma la situazione è costantemente pesante. Il Vajont è stata una situazione importante, ma ce ne sono ancora tante altre sul territorio. Per fortuna la provincia di Belluno può dare risposte, però sicuramente ha bisogno di maggiore dignità, di maggiore autonomia per essere ancora più presente. TIB capofila, Casa dei Beni Comuni, Slow Machine, con il sostegno solidale e condiviso di Palazzo Rosso, hanno vinto il bando della Fondazione Cari Verona per proseguire la rigenerazione dello spazio ex nel sito dell'ex caserma Piave. Si chiama Belluno Upgrade il progetto che ha vinto un bando della Fondazione Cari Verona, che darà la possibilità di proseguire la rigenerazione dello spazio ex nel sito dell'ex caserma Piave. È un progetto dove il TIB continua la sua opera di rigenerazione nella Casa delle Arti. Con questo progetto noi portiamo a termine i spogliatoi della Sala Grande
è un bagno per i disabili. Le condizioni per l'accesso ai fondi intercettati da TIB Capofila, Casa dei Beni Comuni e Slow Machine erano chiare. Il progetto doveva riguardare un luogo pubblico, qual è l'ex caserma Piave, gestito da privati, quali sono le realtà di Spazio Ex. Perciò condizione dirimente è stata la firma in calce alla domanda di accesso al bando del Comune di Belluno, proprietario dell'area, che ha accolto la sfida. Il progetto, ha detto l'assessora ai bandi Simonetta Buttignone, esprime alto valore culturale e sociale in ottica di condivisioni, di solidarietà, e l'auspicio è che il percorso possa essere da traino per altre iniziative possibilmente scevre da protagonismi ed egoismo. Negli hangar di Spazio Ex si può sognare con gli occhi aperti. Felice l'intuizione di oltre 10 anni fa di dare nuova vita a quegli enormi spazi abbandonati che hanno saputo rivoluzionare il vuoto urbano in esperimento di comunità. Casa dei Beni Comuni farà 3 microinterventi all'interno dell'hangar e perciò sostanzialmente renderà ecosostenibile la serigrafia che già esiste dal 2016, la ciclofficina avrà un upgrade e avrà un laboratorio nuovo e un magazzino più grande, e Sala Prove avrà un impianto di riscaldamento e di areazione che gli permetterà di far suonare band bellunesi tutto l'anno. 114.000 euro il finanziamento garantito dalla Fondazione Cari Verona, a cui si aggiungono i 30.000 euro di cofinanziamento da parte delle associazioni aderenti a Spazio Ex. In questo progetto di rigenerazioni si darà continuità alla progettualità di Slow Machine all'interno dell'ex caserma Piave, con la parte produttiva e quindi l'attività di laboratori, costruzione di spettacoli e di eventi, ma dall'altra parte si implementerà ancora la struttura dell'hangar. Martedì grasso anche a Belluno, con un tripudio di colori e d'allegria in centinaia tra bambini ed accompagnatori, tutti rigorosamente mascherati, si sono riversati tra le vie del centro storico per festeggiare il carnevale e partecipare alla pedonata organizzata dagli assessorati allo sport e turismo del comune. Partenza e arrivo in piazza del Duomo tra coriandoli e stelle filanti, con il grande finale sulla pista di pattinaggio tra la sfilata delle maschere, che quest'anno ha avuto come tema i personaggi dei fumetti. Feltre ha risposto al capoluogo celebrando l'ultimo giorno di carnevale in grande stile, folla di maschere ed abiti di ogni tipo in centro storico, dal largo Castaldi a piazza Isola. È stato un susseguirsi di spettacoli, laboratori a cielo aperto, balli di gruppo, esibizioni di magia e giocoleria. Grandi protagoniste sono state le famiglie, per cui era stato pensato e costruito il programma di questo Martedì grasso. E parte da Cortina il progetto per la parità di genere nello sport promosso da Sor Optimist e Assist, l'Associazione Nazionale Atlete. Sabato siglata la Carta Etica per lo sport femminile. Anche nello sport c'è la necessità di costruire una nuova narrazione di genere, perché il divario è presente non solo in tema di salari, se è vero come è vero che un aneddoto del passato ricorda atlete di una squadra di calcio costrette ad allenarsi al buio. Cambiare passo per superare gli stereotipi, l'imperativo alla base della Carta Etica per lo sport, siglata sabato a Cortina da Sor Optimist International e Assist, l'Associazione Nazionale Atlete. Una carta che vuole spingere le amministrazioni comunali a una politica più attiva per garantire la possibilità, bambini e bambine, a tutti, di praticare sport, e quindi una parità di genere da questo punto di vista, anche inclusiva rispetto alle diversità. Malgrado i passi avanti dell'ultimo quinquennio c'è ancora molto da fare, annota la presidente di Assist Luisa Rizzitelli. La fotografia del momento fa riflettere, sono solo 2 le presidenti donna su 46 federazioni e altrettanto nei quadri tecnici. Su 48 milioni di tesserati le donne sono il 28%, troppo poco, ha detto Rizzitelli. Se lo sport muove il 2% del PIL, le donne, che sono il 52% del nostro paese, hanno il diritto di vivere questa esperienza ed avere un accesso al mondo dello sport paritario a quello degli uomini. Queste cose stanno migliorando, però ecco, la Carta Etica dello sport femminile che abbiamo presentato oggi con Sor Optimist serve proprio a questo. Le amministrazioni devono avere un'attenzione pragmatica, di rispetto e dignità nei confronti dello sport femminile. Gli sport invernali hanno un equilibrio molto forte fra atlete e atleti e la Cortina, futura sede olimpica 2026, spicca in questo senso. Devo dire che è un aspetto che mi permetto di dire nettamente superato da noi, in particolare negli sport invernali. Certo, magari c'è ancora molto da fare, ad esempio anche nel mondo della cultura dei nostri allenatori, delle nostre allenatrici. Ci sono dei passaggi che non possono essere dimenticati e l'attenzione sotto questo aspetto deve essere sempre massima. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci, buona serata.
Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al Meteo. Si rinnova l'alta pressione che farà sentire i suoi effetti regalandoci una giornata di bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino in pianura probabili riduzioni della visibilità localmente persistenti. Temperature stazionarie, le minime saranno comprese tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per nubi medio-alte. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui un'alternanza tra sole e nubi, ma con ampi spazi di cielo sereno. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.